Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti a Osservatorio Akragas, la terza puntata. Questa sera siamo orfani di Martina Attardo, Miss Agrigento è a letto con la febbre, allora tanti auguri di pronta guarigione a Martina, ci vediamo mercoledì prossimo con Miss Agrigento qui in studio. Questa sera grandi ospiti, ve li presento subito, sono qui con me l'allenatore dell'Akragas, Raffaele Di Napoli, buonasera mister e benvenuto. Accanto al tecnico dell'Akragas c'è anche il difensore, terzino sinistro dell'Akragas, Antonio Sepe. Buonasera. Ciao Antonio e benvenuto. Ciao. Per il settore giovanile abbiamo il tecnico della formazione Berretti, Accursio Sclafani. Buonasera Accursio e benvenuto. Il capitano della Berretti dell'Akragas, l'agrigentino Riccardo Rotulo. Ciao Riccardo e benvenuto anche a te. Buonasera. Saluto anche alcuni colleghi giornalisti, ma tifosi dell'Akragas, con Gaetano Di Caro di Forza Akragas. Ciao Gaetano, benvenuto. Ciao Davide, buonasera a tutti. E ancora Nino Volpe, ciao e benvenuto. Buonasera tifosissimo dell'Akragas. a tutti. Accanto a te c'è Basilio Borgo, ciao Basilio, Grazie per benvenuto anche a l'invito. te, super tifoso anche tu dell'Akragas, e poi il nostro grande amico, super tifoso dell'Akragas, Franco Broccoleri. Buonasera a tutti e anche ai tifosi che stanno a casa. Ciao Franco e benvenuto. E allora cominciamo subito ad analizzare la partita dell'Akragas contro il Melfi. Domenica scorsa all'Esteneto è finita 1-1 la sfida salvezza contro la squadra del Melfi. Un Akragas tanto sfortunato, due clamorose traverse di Gomez e Marino, ma prima di parlarne vediamo i risultati della giornata numero 12 in Lega Pro Girone C. Vediamo la grafica. Akragas Melfi, come detto, è terminata 1-1 all'Esteneto, Catanzaro Juve Stabia 0-2, Cosenza Casertana 1-2, Fidelisandria Vibonese 0-0, Foggia Catania 0-0, Fondi Lecce 2-2, Messina Matera 0-0, Paganese Taranto 2-0, Regina Siracusa 0-2, Virtus Francavilla Monopoli 0-0. Vado subito da mister Lello Di Napoli. Prima di parlare del pareggio dell'Akragas, le chiedo un commento sulla giornata numero 12. La Juve Stabia è in testa, si conferma capolista del campionato. Sì, un campionato che sta facendo molto bene, è un'ottima squadra, è costruita per vincere, insieme al Lecce, insieme al Matera e al Foggia, secondo me sono le 4-5 candidate insieme al Cosenza a giocarsi la Serie B. È una squadra importante, c'è un allenatore bravissimo e sono convinto che sarà dura fare il risultato contro la Juve Stabia. Parliamo di Akragas Melfi, domenica scorsa all'Esteneto 1-1 il punteggio finale, tutto in 60 secondi per quanto riguarda i gol, vantaggio Akragas con Tiago Gazzetta Silva, il pareggio immediato di De Vena per il Melfi. Una Akragas, come detto, sfortunata che ha colpito due clamorose traverse. Ma c'è un po' di rammarico in noi. Domenica sera eravamo un po' tutti quanti giù di morale perché cercavamo a tutti i costi di voler vincere questa partita. Una partita che potevamo anche perderla perché abbiamo concesso delle ripartenze a loro, ma questo è dovuto anche al fatto della voglia che i ragazzi avevano di fare il risultato. In questo momento qua, io ripeto, sono contento di questi ragazzi perché stiamo facendo un buon campionato per quello che ci siamo prefissati all'inizio. È un campionato quanto duro, sapevamo che bisogna fare dei grossi sacrifici e lavorare sempre al massimo. L'unica parola che noi conosciamo è il lavoro, cerchiamo di lavorare per far sì che facciamo dei risultati che ci mettono in tranquillità in questo campionato, perché è una squadra giovanissima, una squadra che ha bisogno dell'aiuto di tutti, dobbiamo cercare di aiutare questi ragazzi a crescere in maniera veloce. Io non mi sono illuso dopo la vittoria di Catania, la vittoria col Francavilla, non mi deprimo adesso perché so che è un gruppo di ragazzi che sono dediti al lavoro e quindi sono sicuro che usciremo fuori. Cosa salva della partita di domenica contro il Melfi? Salvo la voglia, la determinazione, la convinzione di voler fare il risultato. Sono contento della prestazione dei ragazzi. È normale che sono deluso come tutti e mi dispiace che sotto l'aspetto del risultato sono deluso come gli altri. Cerchiamo di andare a guardare avanti, anche se in questo momento qua c'è un po' di diffidenza perché il campionato si sta facendo sempre un po' più, diciamo, più difficile perché
le squadre dietro di noi fanno risultati, pareggiano anche loro, però io invito tutti a pensare che quello che ci siamo prefissati era un campionato per la salvezza, no? di playoff o di vittoria campionato, quindi dobbiamo lavorare per quello e siamo nei parametri quelli giusti. Antonio Seppe, il pareggio del Melfi era stabilissimo, era un pareggio, il gol si poteva evitare, ecco, in Sì, certo sì, senso. sì, È certamente. stato una disattenzione della difesa. Sì, hai detto bene tu, è stata una disattenzione, purtroppo abbiamo subito questo gol, ma poi la squadra ha reagito bene, abbiamo provato di andare avanti, di cercare di far risultato, purtroppo queste traverse ci abbiamo provato di tutti i sensi, ma abbiamo avuto un po' di sfortuna. Accursio Sclafani era presente in tribuna domenica all'Esseneto per assistere ad Akragas Melfi. Accursio, che partita hai visto? Un Akragas che in casa non riesce ancora a far bottino pieno, ecco. Condivido tutto quello che Però hai detto. non perde in casa l'Akragas, questo è un buon risultato comunque. Sono 7 pareggi, lo scorso anno era... 6 pareggi in casa, 7 in campionato. Quindi, ripeto, condivido quello che ha detto il mister, sono molto contento perché la squadra sta lavorando abbastanza bene. Sì. È normale che noi tutti tifiamo Akragas e ci rimani male, però cosa puoi dire a una squadra che lotta, che tenta di vincere la partita fino alla fine, perché è normale che rischi anche di perdere queste partite, quando non puoi fare gol magari ti fanno una giocata e ti scopri al contropiede. Però io penso che per quanto riguarda i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro, loro, lo staff, la società, e sono a passo con gli obiettivi prefissati all'inizio campionato. Gli obiettivi erano questi, quindi adesso ci ritroviamo a 13 punti in 12 partite, hai fatto 16 gol, ne hai subito 11, super giù, e sei là come le altre. Sono tutti ragazzi giovani ed è normale quando ti vai a confrontare con squadre un po' più blasonate, con gente che hanno 5-6 anni in più di esperienza, a parte l'aspetto fisico, la forza fisica, c'è anche l'esperienza di campo che fa la differenza. Io sono convinto che questa squadra, se ha e deve avere la possibilità di lavorare con il progetto di 1, 2, 3 anni, ne sentiremo parlare dei vari Gomez, dei vari Salvemini, perché no, di qualche ragazzo che è di prospettiva importante. Riccardo Rotulo, capitano della Berretti dell'Akragas. Prima di parlare della Berretti ti chiedo sull'Akragas, sulla prima squadra. Hai quest'anno avuto la fortuna di andare in ritiro anche con l'Akragas, un paio di convocazioni se non ricordo male, in casa con la Vibonese, poi in trasferta contro il Matera. Che giudizio puoi darmi di questo gruppo? Gruppo dei più grandi? Mi sono trovato molto bene con questo gruppo, è un gruppo fantastico. Purtroppo domenica anche... È stata una bella partita, ma è stata penalizzata dagli episodi. Sì, è vero. Poteva sia vincerla che perderla, ma purtroppo è andata così. Speriamo nelle prossime giornate che qualcosa cambi e magari arriva una vittoria. Sentiamo Gaetano Di Caro di Forza Akragas, i numeri del match. Gaetano, un Akragas che ha avuto tanto possesso palla, ha creato tante occasioni anche per vincere la partita, ma ha rischiato di subire anche il gol in contropiede. Gaetano? Sì, io sicuramente andrò controcorrente, però... Sì. Forse ho visto la migliore Akragas che ha giocato all'Esseneto, magari il mister, non so, può affermare ciò, nonostante abbia pareggiato 1-1. L'Akragas ha creato molte occasioni da reti. Per quantità e qualità? Sì, molte. Basta vedere anche le 2 traverse colpite. Purtroppo appunto gli episodi, quel gol subito sia per l'incertezza magari della difesa, sia anche perché almeno dalla tribuna sembrava netto fuorigioco, hanno penalizzato, diciamo, l'Akragas. Domenica certo bisognava vincere, una delle dirette concorrenti per la salvezza, però questo comunque non toglie assolutamente la prestazione che hanno fatto i ragazzi. Inoltre ho visto, come avevo detto anche lunedì scorso, un ottimo Gomez, diciamo, ha ripetuto la buona prestazione che ha disputato a Matera. Adesso ci saranno 2 derby e vedremo come andrà a finire. Sentiamo l'umore dei tifosi, comincio con Nino Volpi in tribuna coperta domenica scorsa a seguire Akragas Melfi. Qual è il tuo umore dopo il pareggio contro il Melfi? L'umore non è tanto legato a questo ultimo risultato, ma
L'umore è legato all'amore che noi tifosi portiamo Vogliamo sempre verso vincere, la squadra. noi tifosi. E lo consideriamo come un elemento di famiglia e vorremmo che prendesse 10 a scuola, eccetera, eccetera. Ora, il problema è che non è che andando avanti si ha la certezza che le cose possano andare come sono andate fino ad ora. Quindi vorrei che questo stesso amore l'avesse la società, non l'allenatore, i calciatori, perché lo dimostrano ampiamente con il grande impegno. Insomma, lanci un messaggio alla società di rafforzare la squadra. Lancio un messaggio, perché siamo arrivati... Ha risposto in conferenza che la squadra sarà migliorata nel mercato di gennaio. Ha promesso un paio di colpi. Infatti io mi non avere difficoltà a raggiungere la salvezza. Sì, sì, perché dopo 12 partite tutti abbiamo capito quali sono le condizioni, i valori e le mancanze di valori della squadra. Non ultimo, per esempio, l'incidente occorso a Scruggi con l'intervento. Io penso che qua c'è il mister, chiediamolo al mister, questa l'assenza è di Scruggi un'assenza notevolissima. Si è fatta sentire, e poi, mi scusi, prima che risponda a questo, volevo chiederle se in questa ultima partita in casa c'è stata una diversa collocazione tattica per Gomez, perché ho avuto l'impressione che abbia giocato più in profondità, meno spalle alla porta e abbia concluso maggiormente. Ecco, se avete parlato di qualcosa del genere. Prego, mister. Allora, per quanto riguarda Andrea, era un giocatore per quest'anno per noi di importanza notevole, perché era un giocatore che soprattutto quando abbiamo cambiato modulo di giocare poteva farlo in maniera secondo me importante, fare il quinto a destra, quindi è una mancanza che noi la sentiamo. Io gli auguro di ritornare presto a riprendersi a fare di nuovo quello che a lui piace, il calciatore. Io quando sono venuto qui ho impostato la squadra in una certa maniera, con un 4-3-3. Mi sono reso conto che Gomez, Salvemini, Longo erano, diciamo, non riuscivano ancora a supportare la squadra in fase di non possesso palla, no? Perché ci sono due fasi nel calcio. E Gomez era un attaccante che stava sempre da solo là davanti e secondo me nel tempo stiamo arrivando a giocare con due attaccanti vicino e domenica abbiamo giocato con una mezza punta perché siamo partiti con un 4-3-1-2. Noi valutiamo molto, lavoriamo molto sull'aspetto della squadra avversaria, quindi siccome la squadra mi permette di lavorare molto a cambiare anche modulo di gioco, Gomez e Cocuzza volevo domenica che loro attaccassero la profondità, cioè non voglio che venivano incontro perché loro avevano due giocatori, secondo me, De Giosa e Laezza, che la palla alle spalle la potevano soffrire, ma per attaccare la profondità c'è bisogno che i nostri centrocampisti ci mettano la palla alle spalle e in profondità. Quindi Gomez domenica ha fatto una partita, ma non perché ha cambiato modo di giocare, è perché secondo me lui, essendo 95, l'anno scorso giocava e non giocava. Noi dobbiamo stare anche attenti a queste cose qua, nel senso che domenica Gomez 95, Longo 94, Coppola 97, Zanini 94. Sono tutti ragazzi che nel tempo loro cresceranno nella loro maturità di gestione della gara. Gomez l'anno scorso non aveva il senso di responsabilità come ce l'ha quest'anno, perché l'anno scorso pure se entrava a mezz'ora dalla fine ci stava Del Sante là davanti, ci stava Nicastro, lui non aveva nessun tipo di problema, entrava e ha delle qualità importanti questo ragazzo. Io non è che lo sto dicendo adesso, io l'ho detto quando l'ho tolto al 41esimo del primo tempo, quando c'era la critica totale di tutti e sono stato criticato anche io, però a me non me ne frega niente della critica.
Io ho fatto un qualcosa che secondo me il ragazzo ne ha tratti i benefici ed è cresciuto lui a livello mentale. Quell'esperienza negativa che ha avuto al 41esimo, non ha litigato col giocatore, non ha litigato con l'arbitro, ha pensato a costruirsi qualcosa di suo. È entrato a Matera, Ha fatto gol. ha fatto bene, ha fatto bene. A Matera ha giocato Cocis, che la domenica precedente io avevo sbagliato a non farlo giocare. La domenica dopo l'ho fatto giocare a Matera, non doveva giocare Cocis che ha fatto col Gomez. Quindi noi dobbiamo dargli anche del tempo a questi ragazzi. Gomez, se riesce a gestirsi, oltre fisicamente, perché lui è un giocatore importante, mentalmente, a trovare quell'equilibrio di preparazione alla gara, di allenarsi sempre in proiezione della gara della domenica e ascoltare pure qualche consiglio che gli viene dato. Lui è un ragazzo che apprende molto. Se a lui lavoriamo nello specifico per attaccare la profondità e non voglio che viene incontro, perché ci sarà un motivo, perché voglio valorizzare le sue qualità. C'ha un tiro, ma lui ha una punizione, voi avete visto una punizione Stava domenica. spaccando la traversa. Una punizione, ma lui Domenica. non riesce a capire che se noi prendiamo 3-4 punizioni al limite della rigore, per le qualità che ha lui è su punizione è come se fosse un rigore. È un'arma. Ha tirato la maledetta domenica. Però Gomez. più di dirglielo Peccato. e più di proporglielo e più in allenamento di lavorare sullo specifico, la domenica l'allenatore non conta più niente. L'allenatore la domenica può essere soltanto un motivatore. L'allenatore io sono abituato a lavorare dal martedì, io personalmente lavoro dalla domenica dopo la partita, perché vado a casa delle partite e mi rivedo, però dal martedì al sabato io posso entrare nei giocatori, nella testa, a lavorare, a fare la preparazione alla gara. Noi già stiamo lavorando sulla preparazione della gara di Siracusa, però io posso lavorare da qui a giù, nella testa, devono metterci anche loro qualcosa. E se dal di fuori magari a un ragazzino che può essere Coppola, che l'anno scorso giocava con la Primavera, finiva la partita, perdeva col Bologna, andava a sera a cena, tanto martedì, perdeva in casa con il Milan, non cambiava niente. Oggi invece è un campionato dove devi lavorare anche di testa, anche a livello mentale, devi essere forte. Perché? Perché c'è un risultato, perché c'è una piazza che ambisce a una salvezza, dove ci stanno delle aspettative su di te e quindi c'è bisogno di crescita. Chiaro, chiaro. Vorrei sentire Basilio Borgo, velocemente sulla gara di domenica, come hai visto l'Akragas contro il Melfi? Allora, Un minuto e poi un minuto anche a Franco. Dunque, io intanto faccio una premessa. Io avevo sentenziato un 3-0 per l'Akragas, prima perché avevo il ricordo dell'anno prima che mi sono guastato il Natale, anzi ci siamo tutti guastati il Natale. La tripletta di Masini. Esatto. Quindi ero convinto e lo ero anche di più dopo il pareggio che purtroppo secondo me il pubblico si è infastidito, cioè perché il pubblico era, insomma, lo vedevo che era tifava, però sto gol preso dopo 30 secondi ha un po' guastato, cioè se noi pareggiavamo dopo un quarto momento, secondo me era diverso, invece appena siamo esultati già il tempo di passare. Allora, la partita ero convinto sempre che noi la vincevamo alla fine, perché non avevo mai visto l'Akragas mettere sotto in questo campionato una per partenza circa 20 minuti la squadra avversaria, anche se era l'ultima in classifica, e poi in questo campionato non ci sono le ultime, sono più o meno tutti allo stesso livello, le squadre. Sentiamo anche Franco Bruccoleri che era presente domenica in tribuna all'Esseneto. Che Akragas hai visto, Franco? Abbiamo visto la solita Akragas, ma molto più motivata sicuramente, perché questa volta veramente tenevano alla vittoria. Non è arrivata secondo me veramente per puro caso. Il fatto del gol, ancora i ragazzi erano euforici e festeggiavano, non erano molto concentrati, infatti è stata una disattenzione molto causale. E poi voglio dire che loro come al solito sono sempre, come si dice, vogliosi di arrivare alla fine della partita e arrivare a vincere. Ci stavano riuscendo, anche qui per puro caso non siamo riusciti a segnare, ma sono convinto che questa volta è mancato veramente poco.
Guardiamo la classifica del campionato di Lega Pro Girone C dopo 12 giornate. In testa c'è la Juve Stabia con 28 punti, a seguire il Matera a quota 25 insieme al Lecce che ha pareggiato sul campo del Fondi. Anche il Foggia a 25 punti, un bel terzetto alle spalle della capolista Juve Stabia. Poi Cosenza 19, Monopoli 19, Fondi e Casertana 16 punti, Francavilla 15, Fidelisandria 14 punti, poi Paganese, Acragas 13, Catania, Messina 12, Siracusa, Reggina, Taranto 11 punti, Vibonese 10, Catanzaro 9 punti, ultimo il Melfi con 7 punti. Mister di Napoli, lei la guarda la classifica? Le piace la classifica dell'Acragas? È veritiera la classifica dell'Acragas? No, secondo me ci mancano 4 punti, secondo me noi potevamo stare sui 17 punti. I 2 pareggi in casa? Regina e Andria. E Andria, non Vibonese, Regina e Andria. No, Vibonese no. Era la prima di campionato, ci poteva anche stare. Ci poteva anche stare, abbiamo pareggiato, ma per pareggiare 2 partite con la Regina abbiamo fatto un secondo tempo in 10 uomini senza che loro mai ci tirassero in porta, che abbiamo fatto una fase difensiva ottima, i ragazzi hanno fatto veramente bene. Tolto pure l'attaccante. Abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo dove noi sapevamo che loro giocavano una palla in quella maniera lì, casuale anche perché è andato a rinviare Pezzella, l'ha presa col polpaccio e l'ha messa dietro. E il gol con l'Andria ce l'ho ancora, non l'ho digerito ancora per come è venuto. Cioè, è stato un errore che abbiamo fatto 5 errori in quella gara, dalla palla dal fallo laterale da Cocis, arrivare fino al portiere, fino al... Si ricorda tutto il mister, è una cosa incredibile. Mi ricordo pure che i minimi particolari. L'erba messa a terra dalla settimana prima non ha dato la spinta giusta. È vero, ne abbiamo parlato per il durante portiere, quindi non è riuscito a spingere, però abbiamo fatto un errore proprio di squadra, proprio completamente. Secondo me questi 4 punti qua li togli 2 punti all'Andria, l'Andria c'era dietro di noi, stava a 12, meno 2 punti, e noi stavamo a 17. E invece la più bella Acragas finora della stagione, secondo Di Napoli? A me è piaciuta, domenica mi è piaciuta per la voglia, per la determinazione, per la concentrazione, per l'atteggiamento. Io dico a loro sempre, possiamo sbagliare il passaggio, possiamo sbagliare un fallo laterale, ma l'atteggiamento deve essere un atteggiamento sempre umile, sempre con la voglia di propositivo. Sempre. Abbiamo fatto bene, secondo me è l'unica partita dove io non sono soddisfatto per vari motivi, non mi va nemmeno di ricordare Fondi, perché è stata un'Acragas strana. Però io ho delle motivazioni e so quali sono state probabilmente le motivazioni, però siccome non mi piace i se e ma nel calcio non sono cose mie. Abbiamo saputo che ci sono stati dei giocatori che hanno avuto dissenteria. Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara. Io non sono una persona che mi piace trovare gli alibi e scuse. Infatti mio fratello microfono Basilio. Non lo vedevo, diceva microfono. L'Acragas è strana, l'Acragas è strana, dice non corre, come non corre? Cioè, per dirti, dimentichiamo questa sconfitta. Antonio Sepe, sulla classifica dell'Acragas, tu la guardi la classifica, la giudichi, gli dai un giudizio al termine della giornata? Ti piace la classifica dei biancoazzurri? Sì, la guardo. Diciamo che io sono uno più che vivo domenica, risultato dopo risultato. Ovviamente la guardo sempre anche le altre squadre, però la guardo la classifica. Accursio Sclafani, tecnico della Berretti dell'Acragas. Accursio, stai facendo un ottimo lavoro, complimenti di cuore per quello che stai facendo e stai dando anche tanti giocatori giovani alla prima squadra. Sì, grazie per i complimenti. Abbiamo avuto la fortuna, non perché è qui davanti, però con il mister subito c'è una bella collaborazione tra di voi. C'è una grande collaborazione, poi fortunatamente condividiamo gli stessi principi di gioco, quindi per me tutto è diventato più semplice. Ho chiesto alla società di avere a disposizione uno staff che mi permettesse di poter lavorare come la prima squadra ed è stato fatto, è per questo che riusciamo a lavorare e cercare di mettere nelle migliori condizioni i ragazzi che il mister ogni volta Quanto ci sei chiede. orgoglioso dei tuoi ragazzi e anche della convocazione in prima squadra dei tuoi ragazzi? No, cosa prova un allenatore giovane come te?
Io tantissimo perché, ripeto, ho trovato un gruppo di ragazzi vogliosi, desiderosi, che hanno capito quali sono le mie idee, che poi alla fine sono idee per chi vuole fare calcio veramente importante, a prescindere se sei adesso nella Beretti. Lo hanno capito, l'hanno sposato il progetto e assieme lo stiamo portando avanti. Poi ogni volta che il mister mi chiama, mi fa chiamare perché mi dice mandami 4-5 ragazzi perché devo lavorare, per me è motivo d'orgoglio, vuol dire che stiamo lavorando bene. Per quanto riguarda il nostro campionato, deve essere un campionato di crescita. Le prestazioni ci sono state, forse un po' meno, anche sabato con il Siracusa. Abbiamo fatto un primo tempo molto molto bello perché era quello che chiedevo, la ricerca del possesso, il lavoro di catene, cercare di aggredire sempre in avanti. Seguiamo le orme della prima squadra, non siamo riusciti a buttarla dentro, ma sono convinto che prima o poi chi semina nel calcio così come nella vita. Vorrei sentire il capitano Riccardo Rotolo, il microfono per Riccardo Rotolo, il capitano della Berretti. Riccardo, il tuo sogno, obiettivo è debuttare in prima squadra, un agrigentino che gioca con la maglia dell'Akragas in Lega Pro. Magari, è così? sì, magari, ho letto un po' il tuo pensiero. Magari, sarebbe una bella cosa, soprattutto essendo di Agrigento, sono qui a casa. Sarebbe un sogno. Sarebbe fantastico. Dell'Akragas con chi è legato della prima squadra maggiormente, anche durante i ritiri che hai fatto con la prima squadra? Un po' con tutti. Un po' con tutti, so che ti danno tanti consigli. Sì, ti fanno sentire a tuo agio, con quasi tutti bene. Mister di Napoli, com'è Riccardo Rotolo? Ma io ci tengo a dire una cosa, sì. Io quando sono venuto qua ho conosciuto il loro mister e mi è piaciuto molto le idee e come si pone con i suoi ragazzi, quindi i miei complimenti perché è un ragazzo sicuramente che avrà un futuro importante, perché io sono andato a vedere 2 partite loro il sabato perché mi piace andare a vedere i ragazzi, perché una delle prime volte che abbiamo fatto un amichevole ho parlato con i ragazzi, ho detto di avere grande rispetto per questa maglia e di pensare sempre in grande, non di accontentarsi e di seguire il loro allenatore in qualsiasi cosa lui propone. E ogni giovedì quando faccio le amichevoli con loro noto che hanno sempre delle idee, mi piace come fa giocare la squadra e sono contento che riusciamo a avere questa sinergia, perché io credo molto in questi giovani, sì. Soprattutto nei giovani che hanno umiltà e voglia di lavorare. Il giovane che si sente arrivato non lo prendo proprio in considerazione, non mi piace. A me piace gente come Rotolo, ce ne sono altri. Malluzzo per esempio. Malluzzo, portato a Cavernicchia. Insomma, c'è tanto materiale anche per l'Akragas del futuro. L'attaccante pure Blondina. Sì, no, ma ci sono diversi ragazzi che se lavorano con umiltà e seguono il loro allenatore sicuramente potranno venire come premio. Greco, che Leveque, cioè sono giocatori che se seguono e continuano a lavorare con umiltà e noi riusciamo a far bene, sicuramente avranno il loro spazio. Invece della prima squadra se l'aspettava un'esplosione così bella, così importante di Carillo, Zanini, anche Sepe, una piacevole sorpresa Sepe, che è qui accanto a noi. Coppola per esempio, una piacevolissima sorpresa. Sì, io Zanini l'ho allenato l'anno scorso, quindi a Messina, conoscevo le sue qualità. Carillo l'anno scorso l'ho visto alla Juve Stabia. Con la Juve Stabia, sì. Sono giocatori che con grande umiltà si sono messi a disposizione del gruppo. E per me è fondamentale per il gioco del calcio. Io quando guardo le partite di un certo livello non guardo la partita giusto per guardarla, per dire oh, ma sto vedendo la Juve, ma sto guardando. Io guardo anche le piccole sfumature, guardo Higuain, ma guardo Mandzukic che rientra fino all'interno rigore per non far gol, quindi questo tipo di mentalità qua. Allora loro gli dico, ma se lo fanno loro in Serie A, che potrebbero anche non farlo, io che gioco in questa Lega Pro, voglio arrivare, voglio crearmi delle aspettative importanti, io devo lavorare in quella maniera là, altrimenti non... E onestamente i ragazzi hanno questa cultura qua, la stanno acquistando perché c'è stata una grossa crescita dall'inizio ad oggi a livello
di lavoro settimanale, una squadra che oggi abbiamo fatto 2 ore e 20 di allenamento, loro non hanno proprio risentito, all'alta intensità. Per un allenatore è il massimo. L'unica cosa che ci sta mancando in questo momento qua è dare una soddisfazione ai tifosi di queste vittorie. Potrebbe arrivare a Siracusa, sarebbe il massimo, una vittoria a Siracusa. Io sono sempre fiducioso. Ne parleremo più tardi di Siracusa. Intanto ascoltiamo il capitano dell'Akragas, Daniele Marino, che parla del momento dei biancoazzurri, parla anche del prossimo turno, la sfida contro il Siracusa. Ascoltiamo Daniele Marino. Sicuramente stiamo attraversando un periodo non facile, le vittorie non ci stanno arrivando ed è naturale che magari in questi momenti la tensione sia alta, però in settimana lavoreremo duro per affrontare al meglio il derby. Chiedo di starci vicini come stanno facendo, perché nelle ultime domeniche sono stati stupendi perché ci hanno incitato per 90 minuti. Li capisco per i fischi, perché nessuno vuole pareggiare 4-5 partite in casa, e gli posso promettere che daremo qualcosa in più nelle ultime partite. I problemi credo che ce l'abbiano tutte le squadre, adesso non saprei quale. Sicuramente se si vince poi gli altri problemi verranno meno. Niente, adesso bisogna entrare in campo consapevoli della propria forza e vincere. Sicuramente andiamo ad affrontare una partita tosta, perché loro vengono da una vittoria dal derby importante con la Regina e vorranno fare 3 punti come li vogliamo fare pure noi, e sarà una partita dove vincerà chi avrà più rabbia. Torno da Antonio Sepe per parlare sempre dell'Akragas, primo anno per te con la maglia dei biancoazzurri. Intanto l'approccio con l'Akragas, questa nuova realtà, com'è stato? Come ti trovi da Agrigento? Mi trovo... Tu arrivi dall'Uruguay, da Montevideo, Sì. anche se hai origini italiane. Sì, diciamo che sia da parte di mia mamma che da parte di mio padre sono tutti italiani, quindi praticamente sono solo nato in Uruguay. E comunque qua ad Agrigento mi trovo benissimo, sia con il gruppo, con lo staff tecnico, con la società, non c'ho niente da dire sinceramente. La tua umiltà alla fine è stata premiata, sei con l'Akragas dal primo giorno di ritiro se non ricordo male, poi è arrivata la firma del contratto e poi è arrivato anche il posto da titolare contro il Foggia. Che coraggio, mister di Napoli, a mettere dentro subito Sepe. Che coraggio. Io lì, quando ho letto la formazione, sono rimasto basito, quando ho letto la formazione contro il Foggia. Però. E poi Sepe ha fatto una grandissima partita contro il Foggia. Sì. No, Antonio quest'anno si trova ad Agrigento, c'è stato un procuratore che me l'aveva fatto vedere, io l'ho proposto, fatto venire in ritiro. Sì, ricordo. Abbiamo valutato, ci è piaciuta la sua umiltà. Bravo. Ci è piaciuta la voglia la fame nel gergo calcistico. Poi dopo ha firmato, ha avuto un momento dove c'è stato un momento di appagamento, perché è una cosa normale. Io l'ho cercato di spronare. Ci siamo andati anche un attimino, abbiamo avuto un attimino anche da ridire su certi atteggiamenti che non mi piacevano, però lui con grande umiltà ha lavorato e io ho dimostrato che non guardo a chi è di fronte, ma guardo all'operato del campo. Lui ha avuto l'umiltà di lavorare in silenzio, di riprendere quello che ci aveva dimostrato. Ha avuto la possibilità sua a Foggia, è stato uno dei migliori in campo, ha continuato a giocare, poi è riuscito di nuovo, domenica l'ho riproposto di nuovo. Altra bella partita contro il Melfi. È un ragazzo che secondo me, se lavora sempre con la determinazione, ma non solo lui, io penso che tutti quanti, se si lavora in una certa maniera, sempre con grande umiltà, con voglia di migliorarsi, andare a campo e dire vado al campo in maniera non passiva a subire l'allenamento, ma dire caspita, vado al campo, vado a impararmi qualcosa, sicuramente cresceranno. Un altro che ti rispetta, ti vuole bene, è il giovane Garcia. Ti faccio ascoltare l'intervista
e poi ne parliamo. Garcia, ascoltiamolo. Ha sido una buona gara, nos hemos allenado bene tutta la settimana y nos hemos preparato bene para la gara frente al Melfi, però va bene, hemos pareggiato e adesso dobbiamo pensare nel prossimo gioco verso il Siracusa. Io è entrato un poco ansioso, con voglia di aiutare la squadra, è entrato, diciamo, con troppa voglia di aiutare e magari posso fare di più, però come noi stiamo allenando, mi alleno sempre bene, anche la squadra si allena sempre bene per tutte le gare che giochiamo tutte la domenica e penso che verso il Siracusa vamo a dare una buona risposta. Siamo una squadra giovane, a me mi piace troppo stare qua nell'Akragas perché si vede sempre con voglia di aiutare l'altro, anche con il calciatore con più esperienza mi aiutano sempre a me che sono, diciamo, giovane e sì, mi sto dando molto bene qua con i ragazzi. Per me è un bravo allenatore. Diciamo che io è arrivato qua in Italia e il calcio d'Italia è totalmente diverso dal calcio di Portogallo e grazie al mister di Napoli piano piano mi sto imparando come si può giocare il calcio italiano perché è un calcio, diciamo, più di forza, più rapido. In Portogallo è piano, troppo palle nel piede, qua no. E con il mister di Napoli mi sto dando bene, mi piace troppo il lavoro che lui sta facendo, anche l'allenamento, tutto. Penso che vamo a stare in una buona classifica. Come ricordo della gara verso Siracusa, che l'ho visto in Coppa Italia, però diciamo che la squadra di Siracusa si è rinforzata. E penso che va a essere una buona gara, noi non stiamo allenando troppo bene, con troppa voglia di vincere perché non stiamo pareggiando troppe partite, però anche perché io penso che noi possiamo dare di più, siamo una squadra giovane, abbiamo pareggiato contro il Melfi, però noi siamo una squadra troppo forte perché siamo troppo unite e per me andiamo a vincere a Siracusa. Le parole di Garcia, andiamo a vincere a Siracusa, ma le parole anche belle nei confronti di mister di Napoli, è orgoglioso di lavorare con il mister di Napoli. Un altro che si farà, Garcia? Di avere pazienza? Sì, bisogna avere pazienza, forse un po' più pazienza degli altri perché lui è un giocatore di una tecnica importante. Sì. Però in Italia lui in Italia ha preso molto, subito ha preso molto l'italiano, riesce a capire, a parlare in italiano e farsi capire. È un figlio di buona Bip, puntini. È furbo. Sì. Questa sua scaltrezza, se riesce a metterla nel calcio ed applicarla subito nel calcio, lui diventa un giocatore importante. Invece lui è ancora troppo amante del pallone tra i piedi. È vero. Perché se gioca, come gli dico, a due tocchi, attaccare lo spazio, diventa un giocatore imprendibile, perché c'ha velocità, c'ha gamba. Altrimenti diventa obiettivo dell'avversario. In Italia se ne salti uno, il secondo ti fa rimbalzare e ti manda come a Fondi, l'hanno mandato dietro ai cartelloni pubblicitari a Fondi. È il calcio italiano. Allora lui sta in Italia, si deve adeguare subito, perché se riesce a capire, a stare, noi giochiamo con concetti di squadra, non giochiamo a palla avanti, quando arriva la palla lui fa quello che vuole. Pedalare. No, noi giochiamo con dei concetti di squadra, concetti che devi trovarti in una posizione di campo, devi giocare a due tocchi. Lui se riesce a capire, ed è cresciuto dall'inizio, dall'inizio adesso è cresciuto. Domenica lui è entrato in campo, è normale, se non giochi da tanto tempo concedi qualcosa. Ha ammesso che era un po' ansioso. Ansioso, è normalissimo. Io domenica ho fatto entrare lui al posto di Cocis
perché ho detto vado a lavorare sulle motivazioni, magari questo ragazzo qua niente, perché durante la settimana in allenamento fa delle cose incredibili con la palla al piede, ho detto magari mi spacca la partita, perché tutti si aspettano che magari mentre Cocis la domenica prima a Matera aveva giocato, ho detto mo mi entra, scusate, mi entra Diego e mi fa, lui è entrato, magari la prima palla l'ha sbagliata, poi essendo giovane è andato un po' in difficoltà. Torniamo dai tifosi cragantini. Io vi ho visti ammaliati ad ascoltare il nostro allenatore. Nino, che ti sei fatto di... È uno che lavora singolarmente per ogni singolo giocatore. Sì, ma io vorrei aggiungere... Prego Nino. Vorrei aggiungere, tanto non voglio dire la realtà, del mister io ho ammirato soprattutto la determinazione con la quale difende la propria squadra e i propri uomini, perché dietro questo aspetto direi mite e ragionevole, e l'ho visto inalberarsi con un esponente della stampa perché aveva dato un giudizio negativo, molto negativo, sui propri calciatori, manco su di lui. E ho apprezzato tantissimo questa maniera di difendere, direi alla Conte. Napoli dice sempre, toccate me ma non i giocatori. Toccate me. Lo ha detto anche domenica scorsa dopo il Melfi. Era pronto a mettersi da parte. E poi mi piace anche, poco fa ci ha ricordato che il 4-3-3, che è il suo... credo calcistico, immediatamente si è reso conto di attuarlo con difficoltà e ha provveduto. Ha avuto l'umiltà di cambiare anche modo, di adeguare questo è la squadra a un importantissimo. nuovo modo. È peccato che da parte del pubblico non viene compreso tutto, mister. Questo è. Ora posso fare una domanda al mister? Alla luce di questo 4-3-3 che non è adeguato in rapporto al materiale umano e alla luce anche delle defezioni, vedi Scrugli, o alla mancanza di qualche ruolo non proprio coperto, per esempio a mio parere, ma solo da tifoso, un facitore di gioco alto, no? Uno che lancia, uno che cuce. Lei quale pensa che possa essere la migliore disposizione in campo? Allora, non avendo questo play che ha questa qualità alta, noi abbiamo un Bruno Pezzella che in questo momento qua è un giocatore che pressa tutti, quindi c'è forza, abbiamo forza di mezzo là. E ho pensato di mettere dei giocatori che hanno più qualità, che può essere Coppola, che può essere Longo, che può essere Zanini largo a sinistra che ha più spinta e più gamba, ho messo a destra Salandria perché è uno che ti spinge e c'ha gamba, quindi con due cursori che corrono, che hanno gamba, che possono fare sia la fase offensiva che la fase difensiva. In mezzo al campo un giocatore che va a raccattare palloni, che pulisce l'area di rigore, raccatta palloni, e due giocatori che può essere Longo e che può essere Coppola in questo momento qua, perché ho fuori Luca Palmiero che è un giocatore di molta qualità, non è in condizioni, è un giocatore che nell'ultima partita titolare l'ha fatta l'anno scorso a maggio, poi ha avuto un problema al ginocchio. Io non posso prendere e buttare in campo un giocatore che è nelle condizioni, sta bene fisicamente, ma la gara è un'altra cosa. È normale che io lo sto facendo inserire pian piano perché è un giocatore che ci potrà dare una grossa mano, un altro 96, non stiamo parlando di un giocatore esperto, un giocatore 96 che comunque ha un campionato nazionale, e Carrotta che in questo momento qua ha avuto delle difficoltà, anche un problema fisico, ed è stato fuori. Quindi ho cercato di sopperire con questa mancanza di questo play di qualità, con due giocatori che magari hanno più qualità e un giocatore che davanti alla difesa ci fa da schermo, e mettere due esterni alti che vanno a proporre la palla in avanti, ad accorciare in avanti, perché noi attacchiamo, se riusciamo a tenere palla davanti, domenica l'abbiamo tenuta con Gomez, perché fino a domenica scorsa ogni volta che arrivava la palla su ritornava subito, quindi non ci permetteva di attaccare con i due esterni e quindi la difesa nostra non riusciva a salire. Se noi riusciamo a tenere palla su con gli attaccanti, io confido molto anche in Totò Cocuzza,
perché io lo conosco, l'ho conosciuto l'anno scorso, è un giocatore di grande personalità, in questo momento qua probabilmente lui sta soffrendo l'infortunio, non sta facendo gol, emotivamente ci può stare, siamo sempre dei ragazzi, noi la domenica purtroppo se ci capita la prima palla che va bene, ecco, Diego è un giocatore importantissimo, se gli capita la prima palla che invece di sbagliarla come l'ha sbagliata, stoppa, la mette bene, ti dribba l'uomo, si galvanizza e diventa un giocatore come ha fatto in amichevoli qualche volta, quando avete visto voi all'inizio, saltava l'uomo e facevo. Io confido molto, e io dico sempre ai ragazzi, il singolo non ci fa vincere niente, il singolo a noi non ci fa vincere niente, noi se ragioniamo da squadra, in tutti e 24, quante ne siamo, ragioniamo tutti e 24 da squadra, nei momenti di difficoltà come può essere che non viene la vittoria, o andiamo a giocare domenica a Siracusa e siamo tutti coesi tra di noi, con un unico intento, io penso che noi riusciamo a fare i risultati e cerchiamo sicuramente, ma io sono convintissimo che con questa squadra qua c'è da soffrire, non sto dicendo, c'è da soffrire, ma i 4-5 squadre per salvarci, che non dobbiamo guardare i playoff o Lecce o l'Andria, noi dobbiamo guardare il Melfi, la Reggì, Siracusa, la Vibonese, la Paganese, Catanzaro. Allora, domenica noi abbiamo giocato contro il Melfi, ultimi in classifica, 6 punti, De Vena di punta, Defendi, Cammone, Vicente, De Giosa, Bruno, Gragnaniello. Ragazzi, sono giocatori che fanno questa categoria da 10 anni, cioè da 10 anni, cioè De Vena è un giocatore, è forte. Quindi noi ci stiamo confrontando, stiamo combattendo, sportivamente parlando, noi siamo una squadra che in questo momento qua, la parola mi ha dato un fastidio incredibile, quello che ha detto Gaetano Auteri, che ce l'ha ancora qua, perché un allenatore non si deve permettere di parlare in questa maniera qua di un'altra squadra, deve avere rispetto, infatti può dimostrare, lui ogni domenica dimostra qualcosa questo Gaetano Auteri. Però noi effettivamente di campionati l'ha fatto Marino, Longo, Cocuzza, Diaco che mo è rientrato, poi ha Zanini, ma Zanini fino all'anno scorso non ha mai avuto questa continuità che ha avuto quest'anno. A Cosenza ha fatto 15 presenze, a Pavia ha giochicchiato, a Cesena non giocava, a oggi viene qua titolare, ha trovato un equilibrio, ha trovato un allenatore che gli dà fiducia e riesce a esprimersi. Però non sono contento, perché io voglio sempre di più da lui. Cioè io non mi accontento che lui va a fare il tiro in porta, a me non mi interessa. Ma non è che io sono così, come sono adesso con voi, sono così con loro, e io non sono contento, cioè uno non si deve accontentare, perché voglio sempre il massimo da loro, perché so che loro possono dare ancora tanto. Allora, prima di parlare del prossimo turno, volevo parlare con Basilio Borgo e presentare velocemente il nuovo lavoro artistico, culturale di Basilio Borgo, La bomba di Cosmano, che sarà presentato quando? Questo già è stato presentato, già presentato. Il 19 settembre. Sì. Quindi questo libro che riscontro hai avuto? È il mio 10° libro, perché insomma sono passati 10 libri, qualcuno mi ha detto che devo raggiungere Camilleri, quindi comunque il discorso è questo libro parla dell'Agras di tanti anni fa, perché a me piace ricordare l'Agras di tanti anni fa, quando l'Agras fece 9 anni consecutivi come ora della Serie C, Girone C, e praticamente fu promosso nel 59, 59, 60 fino al 67-68 quando purtroppo siamo retrocessi. E allora questo campionato è il 63-64, che l'anno dopo, quando noi l'anno prima abbiamo sfilato la Serie B, il 62-63, e l'anno dopo, ecco, quando si dice, era quasi la stessa formazione dell'anno precedente, più qualche sostituzione tipo Mario Rossi che non c'era più, tipo Costariol che non c'era più, però furono sostituiti da Giancarlo Tazza e qualche altro giocatore. Benissimo, quel campionato l'Agras si è salvata all'ultima di campionato, battendo la Casertana con gol di centravanti Spoletini.
Per cui praticamente corse storici, ecco perché cioè noi quest'anno dobbiamo salvare, ci possiamo salvare anche l'ultima giornata, quindi non è detto che, diciamo, comunque è importante avere una continuità, ecco, fare punti, come diceva Franco Scoglio, fare punti, che è importante. Certo, con i se, con i ma non si arriva a nessuna parte, diceva pure. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, prossimo turno del campionato di Lega Pro Girone C, le gare di domenica prossima, su tutte spicca il derbissimo Siracusa-Akragas, ore 14:30 allo stadio De Simone. Poi Casertana Juve Stabia, Catania Catanzaro, Lecce Cosenza, Matera Fondi, Melfi Regina, Messina Fidelisandria, Monopoli Vibonese, Paganese Foggia, Taranto Virtus Francavilla. Siracusa Akragas, subito il commento di mister Di Napoli. Che gara dovremmo aspettarci? Che derby sarà? Una bella partita, sappiamo che andiamo a affrontare una squadra che è in salute, un allenatore che prepara bene la partita, una squadra esperta, una squadra composta da giocatori che non hanno bisogno di presentazione. Tanti ex Cragantini, tra l'altro, Baiocco, Catania, Desagresor, Dentice. Giocatori che hanno giocato in Serie A, come Baiocco, giocatori importanti dietro, Turati, Sciarnamè, Filosa, Giordano, Dentice, cioè è una squadra importante, una squadra costruita, che sta bene anche fisicamente, sì, mentalmente, hanno vinto a Reggio Calabria 2-0 con la Regina. Noi sappiamo che ci aspetta una battaglia sportiva, andiamo là senza paura, con la voglia e la determinazione sempre che Chiosa vince Chiosa. Noi andiamo là a giocarci la nostra partita, cercheremo di limitare le loro giocate e di fare le nostre per metterle in difficoltà. Antonio Sepe, si va a Siracusa, campo difficile, avversario difficile, però l'Akragas ha bisogno di una vittoria per risalire la classifica. Certamente, quello certamente. Come squadra è uno avversario difficile, infatti la stiamo preparando con i compagni della squadra con la massima concentrazione, gli allenamenti li facciamo sempre a 1000 e speriamo che vada tutto bene e lavoriamo per quello, lavoriamo per la vittoria di domenica. A Curzio Sclafani, Siracusa Akragas, i derby a Curzio sono gare particolari dove non c'è nessuna favorita. Sì, hai ragione. Che gara ti aspetti allora, Siracusa Akragas? Io ho visto un'Akragas vogliosa, determinata, l'ho fatto anche nelle precedenti trasferte, sì. E quindi sono convinto che riusciranno a fare nuovamente una grande prestazione, perché no, arriva quello che tutti noi ci auguriamo. La vittoria, i 3 punti. Riccardo Rotulo, Siracusa Akragas, come la vedi questa partita? Sicuramente come hai detto tu, il derby sembra una partita diversa, sembra c'è quel fervore, quel calore, secondo me sarà una guerra, perché un derby è un derby, quindi spero... Aspetti una gara maschia allora? Sì, sicuramente. Maschia. Spero naturalmente in una vittoria dell'Akragas. Tu hai incontrato con la Berretti il Siracusa, sì. Berretti, che giovani sono, che parietà hai trovato? Insomma, noi abbiamo fatto una grande partita, perché il primo tempo l'abbiamo messi sotto, sì. Poi forse il secondo tempo abbiamo sbagliato l'atteggiamento e non te lo puoi permettere di sbagliare l'atteggiamento, quindi abbiamo preso un gol e potevamo anche rischiarla di perderla, ma noi continuiamo sempre così, speriamo ora sabato a Reggio di portare a casa questi 3 punti. Giocherete al Granillo a Curzio? Giocherete al Granillo? Sì. Al Granillo, mitico stadio della Regina. Gaetano Di Caro, Siracusa Akragas, che gara ti aspetti? Ma una gara difficile, una gara che è un Siracusa diverso rispetto a quello che si è incontrato in Coppa Italia. Sta bene fisicamente, anche se in casa hanno faticato, hanno vinto solamente una gara, poi 2 l'hanno pareggiata e 2 l'hanno perse, sì. Però sono una squadra molto tosta e hanno un allenatore molto ma molto preparato, Sottil, che ha vinto tra l'altro questo campionato qualche anno addietro con il Siracusa, anche se poi sappiamo che per varie vicissitudini
gli sono stati tolti dei vari punti. Una gara abbastanza difficile dove troveremo molti ex acragantini come Baiocco, Catania, Tresor. Ciò che conta domenica è fare risultato, bisogna andare a fare risultato anche perché adesso la classifica inizia a essere molto, molto corta e facendo risultato contro il Siracusa sarebbe molto, ma molto meglio. Poi c'è il derby in casa contro il E Messina. poi il derby in casa al Messina. Nino Volpe, sì. velocemente, Siracusa-Akragas. Tutte le partite del girone sono complicate, difficili, in equilibrio, figuriamoci questa che Akragas servirà al De Simone. ci vuole. Io mi auguro che quello su cui conta il mister, cioè questa crescita, sia di settimana in settimana progressiva, cioè che da 2 diventi 4, 8, 16. Ci vuole intensità, ritmo, garra, ce l'insegna l'uruguagio. Molta corsa soprattutto. Molta corsa, lottare sì. su ogni pallone. Basilio Borgo, Siracusa-Akragas, anche a te chiedo un esatto, questo un pronostico. è un derby, questo che ricorda tanti anni fa, è sempre un campo ostrico per noi è stato Siracusa. Una volta... L'ultima vittoria dell'Akragas al No, De Simone risale io a Siracusa sono stato solo 2 volte. okay. L'anno di C2, 81-82 e poi 82-83. La prima volta abbiamo perso 1-0 che sono uscito con le fuori dai gangheri perché là avevo avuto un arbitraggio proprio pro Lobello, ostilissimo, ci hanno annullato un gol di Falbo su sforbiciata e poi purtroppo Francica che poi fu venduto, mi ricordo il mercoledì, si mangiò un gol fatto col portiere a terra, tirò a bocca al portiere. Poi l'anno dopo abbiamo fatto 0-0 quando si infortunò Santa Rossa, che si rovinò la carriera, che c'era il giocatore di Siracusa stava segnando e lui gli ha messo la gamba e si è rotto la gamba. E poi nel finale un rigore netto per Laga, De Brasi il fatto che non è caduto questo, che gli hanno sgambettato ma lui è caduto e l'arbitro tranquillamente non ha dato rigore, quindi speriamo che non succeda. Domenica invece cosa accadrà? Un pareggio, penso che sia un pareggio. Un pareggio con reti oppure in bianco? No, anche uno 0-0. Uno 0-0. Difese allora che avranno la meglio sugli attaccanti. Franco Brucoleri. Franco, allora, tu so che andrai a Siracusa domenica, non dirmi no perché ami andare da quelle parti. Vado, sì, per vacanza. Sarai a Siracusa domenica a seguire l'Akragas. E allora, se trovo la compagnia giusta penso che andremo un gruppetto. Che gara ti aspetti domenica? La gara, insomma, io penso che sarà diversa dalla vittoria che abbiamo fatto in casa perché loro vorranno riscattare sicuramente quella sconfitta. Però confido nel mister che saprà mettere un'adeguata formazione per le partite in trasferta e per il derby, che mi sembra che siamo attrezzati per queste gare quando diciamo, la febbre sale. Vista per me la migliore prestazione è stata a Catania, ma non perché abbiamo vinto, perché siamo stati veramente tosti. Mi è sembrata per certi versi la stessa partita che abbiamo fatto l'anno scorso in casa con il Catania. Veramente eravamo insormontabili, diciamo, in un certo tempo. Sì, quella partita lì di Catania avevamo uno spirito, abbiamo affrontato quella partita con uno spirito veramente agguerrito, volevamo fare il risultato a tutti i costi, poi siamo stati fortunati che alla fine, di solito un attaccante là va sulla bandierina che è finita la partita, invece Zanini è andato verso il centro, ha fatto il tiro, meglio così. Però potevamo vincere e potevamo perdere quella partita là. Aspetta. Microfono per favore, grazie. Zanini c'è che proprio domenica scorsa con Melfi, Zanini purtroppo mancò un gol che lui normalmente li fa sempre questi gol, quello in diagonale. Era più vicino alla porta lui. Io ero dentro in curva, ho visto chiaramente che dico gol perché lui di là anche più lontano li ha fatti. Purtroppo ha tirato un po' lento e il portiere ci è arrivato, purtroppo. Di fronte c'aveva un bel portiere, che hai visto sullo specchio bene. Gragnanini ha fatto qualche partita con me, io l'ho allenato ad Avellino, ha giocato in B parecchi anni quel ragazzo. Franco, il tuo pronostico se ti va di farlo o per scaramanzia non ti vuoi sbilanciare? No, io penso che vinceremo con un gol di scarto. Vuoi dire anche il marcatore? Io spero sempre in un gol se di indovini Cocis. ti porta a cena fuori, questo è sicuro. Io spero che segni Cocis e Gomez. Lui è un amante di Cocis, ecco, uno mi chiama sempre in privato, dimmi se gioca a Cocis, ma io non posso rivelare la formazione dell'Akragas per un appassionato di Cocis.
Accusto Sclafani, parliamo della Berretti dell'Akragas, un campionato difficile per voi, un campionato nuovo, una squadra nuova di zecca, la Berretti dell'Akragas, però quando vedremo la vera Berretti dell'Akragas? No, stiamo già, come hai detto bene tu. Una sola vittoria mi pare finora, fuori Sì, casa, contro la Vibonese, se non ricordo male. Sì. Abbiamo fatto dall'8 agosto un lavoro importante con lo staff perché sono tutti ragazzi che... C'è anche un video da vedere che hai portato gentilmente, vediamo se possiamo Sì, mostrarlo, che si riferisce... Il nostro analista perché... Davide Sclafani, che salutiamo, ci ha mandato questo Abbiamo video. cercato di improntare da subito alcuni principi. Per noi è fondamentale curare, per chi fa questo mestiere, i dettagli che fanno la differenza. Abbiamo voluto portare, avevo fatto esperienze pure a Malta con la videoanalisi. Grazie Giacomo Fattori. La videoanalisi in allenamento. Qui siamo a Fontanelle, dove sì, a breve salerà anche l'Akragas perché l'Essaneto sarà chiuso per 20 giorni per la risemina. Quindi lì andiamo a riprendere gli allenamenti e curare le posture, gli scivolamenti, sì, le linee di copertura e di attacco dei ragazzi, e poi subito dopo l'allenamento abbiamo fatto vedere a loro e abbiamo capito con il passare del tempo che è servito tantissimo questo lavoro, perché loro si rendevano conto realmente degli errori. E quindi abbiamo ottimizzato il tempo, abbiamo cercato di recuperare subito quelle che erano le defianze di qualche ragazzo che magari non era pronto, e adesso stiamo un po' traendo i benefici. Normale che c'è un grande lavoro, il mister lo sa, dietro, perché stiamo ore e ore Qui assieme... siamo a Cammarata, l'amichevole con Sì, il Camarat. stiamo ore e ore assieme allo staff, con il preparatore atletico Davide, a lavorare, a revisionare i video, non solo degli allenamenti ma anche e principalmente dei nostri avversari. Curiamo tutto in modo da arrivare la domenica, come ha detto il mister, noi possiamo arrivare fino lì, dobbiamo lavorare da lunedì al sabato, poi sono loro che vanno in campo, però noi dobbiamo dare tutte le informazioni possibili e lo stiamo vedendo, perché adesso la squadra ha una fisionomia di gioco, stiamo avendo delle prestazioni, ripeto, ci andiamo a confrontare contro Juve Stabia, contro Catanzaro, contro squadre che da diversi anni fanno questa categoria e anche i giovanissimi salgono gli allievi, hanno fatto tanti campionati nazionali, noi abbiamo gente che ha fatto l'anno scorso gli allievi provinciali, quindi capisci, essere catapultato in un campionato nazionale, ma sono molto felice e molto contento. Questa è un'analisi degli avversari nella Paganese. Sono molto felice e contento intanto per la disposizione che mi ha messo la società, per darmi l'opportunità di portare uno staff importante, perché non tutte le squadre dei settori giovanili hanno uno staff così, poi perché i ragazzi ci seguono con tanta attenzione. Adesso il fatto che loro stesso chiedono all'analista la partita per rivedersela a casa, capiscono che possono crescere. Sentiamo Riccardo. Riccardo, si mastica professionismo nella Berretti dell'Akragas? Sì, sicuramente, come ha detto il mister, è difficile amalgamare giovani che vengono magari da combinato provinciale, regionale, con poche esperienze nazionali. Però noi ci siamo amalgamati molto bene, sicuramente ci mancano dei punti in campionato, perché la classifica è molto bugiarda, magari abbiamo peccato un po' di inesperienza. A me piace ricordare la partita che abbiamo fatto a Catania, a Torre del Grifo, dove per quasi 80 minuti abbiamo messo sotto il Catania, e Catania ha fatto anche un settore giovanile molto importante. Stavamo 1-1 a 10 minuti alla fine. Poi avete perso nel finale quando sì. Avete provato a vincerla quella partita, sì, ricordo bene. E proprio nel nostro momento migliore ci hanno colpito. Poi l'indomani si è vendicata la prima squadra. Sì. Comunque, appunto, permettimi, per chiudere il discorso, per noi è importante, è normale che se vinciamo ancora meglio, ma è importante valorizzare il più possibile questi giovani, cercare di portarli all'attenzione della prima squadra. Questo è l'obiettivo che ci hanno chiesto la società e su questo noi dobbiamo lavorare. Se poi arrivano le vittorie, tanto meglio. Mi piace ricordare l'atteggiamento che loro stanno avendo in campo. Non mi piace ricordare quello che è successo l'anno scorso, ma da quest'anno nessuno è stato mai espulso, hanno preso forse 1 o 2 ammonizioni per situazioni di calcio. Fatto bene a puntualizzare questa cosa. Non di altro, perché per me la cosa principale è aiutare le famiglie a far crescere prima l'uomo e poi l'atleta. Se cresce l'uomo, consecutivamente cresce l'atleta, allora io posso spendermi per parlare bene di loro e quindi presentarli al mister, ma viceversa loro sanno che se sbagliano, anche nei minimi dettagli, perché per me loro sono i professionisti. Io ho la fortuna di lavorare per l'Agas e devo essere un professionista. Tu devi essere un professionista e quindi non devi postare su Facebook il bicchiere con la birra, non lo devi bere, perché devi dare a chi ti guarda da sotto l'insegnamento.
tu devi guardare loro e i più piccoli devono guardare te. E questo lo stiamo facendo, così come mi va di fare dei complimenti ai ragazzi e agli allievi, ai giovanissimi, perché stiamo Salutiamo lavorando... Giuseppe Vigneri, l'altro allenatore dell'Under 15, Franco Manganello, stiamo lavorando veramente tanto in condizioni a volte un po' di difficoltà, però la società con il direttore, con il rosso responsabile Sorce è un ci stanno anno di mettendo... transizione questo, mister Di Napoli, un anno di transizione, di gettano le basi per costruire l'Akragas del futuro. Io penso che queste sono le basi per costruire qualcosa di importante. Bisogna avere soltanto un po' di pazienza. Bisogna guardare oltre a fare un buon settore giovanile, affidare a tecnici preparati come è stato fatto, poi secondo me bisogna cercare delle strutture, perché se vuoi costruire qualcosa di duraturo nel tempo, sì, la prima squadra il risultato è importante, però è importante che che cresce la società, si rafforza la società, cresce e permette a chi lavora dietro di poter lavorare in maniera tranquilla. Chiudiamo questa puntata. Allora, domenica si va a Siracusa, verranno anche a seguire la partita i tifosi dell'Akragas. Qual è il suo messaggio, appello ai tifosi bianco-azzurri che seguiranno l'Akragas a Siracusa? Mister. Di aiutarci, di sostenerci. Una cosa che ci tengo a dire è che ho detto all'inizio, il messaggio che sono riuscito a trasmettere sicuramente ai ragazzi è onorare questa maglia e sudarla fino alla fine e di essere orgogliosi di vestire la casacca bianco-azzurra. Quindi sotto questo aspetto qua non ci tireremo mai indietro. Speriamo di regalare anche una soddisfazione a livello di risultato ai tifosi. Buon lavoro per questi giorni che porteranno alla sfida contro il Siracusa. Grazie a Lello Di Napoli, mister dell'Akragas. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa prima dei saluti, ecco. Volevo pregare il mister e anche Antonio Sepe di farsi portavoce, magari sarà superfluo, presso la squadra. E lei cortesemente deve dire che la tifoseria non vuole perdere questo, la Serie C, la Berretti, gli Under, le partite la domenica all'Esteneto, non lo vogliamo perdere, dannatevi, ma ci dobbiamo assolutamente mantenere la categoria. Sotto questo aspetto qua sono da garante io, mi assumo tutte le responsabilità, noi da parte nostra faremo sempre di tutto per onorare la maglia e la società e la città che ci sta ospitando, perché abbiamo rispetto di chi ci sta ospitando in questa nostra avventura e cercheremo sempre di onorare al massimo e sono sicuro che i ragazzi lo faranno sempre al 100%. Basilio Borgo, velocemente, che siamo già fuori tempo. Con continuazione a quello che ha detto Nino, io personalmente sono stato 20 anni assente dall'Esteneto, 20 anni, cioè dal periodo tuo, quando noi siamo saliti poi in Serie C e poi ci fu il fallimento famoso, fino a quando poi siamo ripresi ora negli ultimi 5 anni. E comunque una cosa volevo ricordarti, di stare attenti a Catania, del Siracusa, che lo conosciamo benissimo. Lele Catania, che è uno che si inventa le giocate, se le inventa da solo. Quindi lo conosciamo perché l'abbiamo avuto con piacere l'anno della promozione. Tra l'altro Catania ha segnato quel famoso gol della promozione ma lo conosciamo, Ionica, dunque è entrato di diritto nella storia è un giocatore molto, magari di Serie B, insomma questo, stare attento a lui soprattutto. È un giocatore fortissimo. E ti faccio i migliori auguri perché voglio ricordare ai tifosi dell'Akragas, non ricordo che Lello Di Napoli è stato centravanti dell'Agrigento Interland, certo. Ed era una persona di una generosità quando era calciatore terribile, tant'è vero che ha giocato pure con i ferri al braccio, che si era rotto il braccio, quindi era una persona generosa, ecco, quindi vediamolo a parte la parte tecnica anche da questo punto di vista. Senti Basilio, ma meritava di essere espulso domenica contro il Melfi? Cosa ha fatto? Tu che sei un amante degli arbitri. Ma io non l'ho capito, Non ho capito, non ha fatto niente. Se è no, forse un po'. Lo avete conosciuto, una persona pacata, squisita, straordinaria. Ma questi sono degli arbitri che sinceramente guarda. Protagonisti? Ma non lo so che cosa, specie quando vengono all'Esteneto non lo so che cosa hanno. Forse quelli che sono fuori casa meglio ci arbitrano, non lo so. Per quello che ho detto non ho dato una sufficienza a nessuno. Guarda. Domenica avremo Amoroso, se non ricordo male. Amoroso. Ma è parente di Luigi Amoroso sarà.
però è interista, speriamo che non sia interista. Ti faccio contento un'altra volta, il mister è juventino come te. Sì, questo lo so io, lo so abbastanza Okay. bene. Vediamo così Anzi, con l'occasione questa che parlavamo anche di Juventus, voglio ricordare che il giorno 24 dicembre alle ore 10:30, appuntamento al Circolo 24 dicembre, vigilia di Natale? Sì, vigilia di Natale, purtroppo è capitato così, che c'è mio figlio, vabbè, per di mattina, però non è che... c'è mio figlio che viene da Siena, che è juventino pure, che presenterò il mio 11° libro, Juve Forza 9, l'Agas in bianco e nero, Juve Forza 9, Tutti nel invitati. ricordo del Va 9-1 della Juve contro l'Inter del 61. Allora, grazie ancora all'Elo di Napoli, grazie ad Antonio Sepe, buon lavoro anche a te per questa settimana che porta la sfida contro Siracusa. In bocca al lupo e grazie ad Curzio Sclafani, mister della grazie Berretti. a voi. Chi succede? Chi vuole intervenire? Sì, Franco. Volevo solo ricordare una cosa. Ok, dai. Oltre ad aggiungermi ai suggerimenti degli amici qua, quindi di mantenere la categoria, io spero tanto che ci sia un utilizzo maggiore anche degli altri. Vorremmo vedere all'opera anche qualche altro elemento. Tutti tranne Addario e Privitera hanno giocato ancora. Anche perché vedo che quello che è successo a Gomez gli ha fatto effetto. Chissà che qualche altro elemento, non voglio fare nomi, non è giusto, magari non possa sortire lo stesso effetto di ritornare in campo con più vigore. Io ho sempre detto, sono dispostissimo a qualsiasi tipo, sicuramente terrò presente il pensiero suo. Io penso che sei la persona giusta, ma non da adesso, dal primo momento, per le parole che hai detto, l'attaccamento alla maglia, hai sposato il progetto della società, queste sono cose importantissime. Poi un'ultima cosa aggiungo, io sono fiducioso che la società nel mercato farà quello che serve. Sono fiducioso pure io, quindi... Chiudiamo con questo sorriso. Allora, abbiamo raggiunto i saluti. Sono fiducioso, ma non perché questi ragazzi non lo meritano, perché questi ragazzi hanno il massimo del rispetto, perché da parte mia... Però se c'è bisogno purtroppo di andare a integrare qualcosa. Io per esempio mi piacerebbe che ci fosse un giocatore tipo lo Schifilliti che avevamo noi, che poi malauguratamente andò all'Icata e la fece diventare squadra. Ecco, un giocatore di quel calibro, di quel... Oggettivamente dobbiamo prendere i giocatori perché Sgugli è infortunato, si deve operare, Aveni non è recuperabile per quest'anno, quindi per forza noi per causa maggiore. Sempre anche Sculli, microfono Basilio, per favore. Sculli è sfortunato, si è infortunato nello stesso periodo dell'anno scorso, una cosa incredibile. L'anno scorso si infortunò con anche Aveni c'ha un problema pure Aveni, quindi... Aveni a Casteltermine si è infortunato, è inamichevole contro il Mussolini. Forza a voi non voi, la società deve operare sul mercato. Ma poi anche a Madrid e a Barcellona cercano di robustire sempre la squadra, quindi non è per sminuire. Vedrete che esploderanno Cocis, Garcia e tanti altri, e l'Akragas avrà bisogno di qualcosa per rimpinguare la rosa. È esploso Sepe, Coppola, Palmiero sta arrivando, un grande giocatore Palmiero. Non ci vedremo i ragazzi della Berretti, qualche ragazzo della Berretti pure. Rotolo, Malluzzo, Blandina, Caternicchia, conosce tutti. Pregi, difetti anche delle squadre avversarie. Complimenti Questo allenatore farà molta strada. Grazie, ve lo assicuro. Volevo dire un'ultima cosa e poi chiudiamo. Sì, siamo fuori tempo. I saluti di Peppe Catalano al grande centravanti dell'Agrigento. Ma Peppe è un amico, abbiamo giocato insieme. È un fratello per noi. Allora, ero giunto ad Accurso, grazie a Accurso, grazie a Riccardo Rotolo, Gaetano Berretti, grazie a Gaetano Di Caro, Nino Volpe, vi saluto affettuosamente, Basilio Borgo e Franco Bruculeri. Ci vediamo prossimamente, mercoledì prossimo, sempre qui, alle ore 21 su Teleacras, Osservatorio Acras. Arrivederci. Sempre Forza Acras. Sempre. Ok.